dell'erba era molto importante una volta, proprio perché permetteva di fare il fieno e dare da mangiare agli animali. Ecco qua, vedete, fienagione. Ma per iniziare questo tipo di lavoro però servivano anche degli attrezzi particolari e precisamente adesso arrivano. Allora, serviva innanzitutto la falce. La falce. Poi c'era la pietra con cui si affilava la falce. La pietra. Poi c'era l'astuccio che conteneva la pietra, astuccio che doveva sempre essere umido perché se la pietra era umida si riusciva a fare il filo alla falce. Poi c'era il rastrello. E poi c'era una fune di pelle intrecciata che aveva la funzione di unire i vari fasci di fieno al fumato. E come si procedeva? Allora, innanzitutto si iniziava la mattina presto perché l'erba era umida, era più facile al taglio. Per prima cosa si batteva la falce col martello sul maglio. Poi si toglieva la pietra dall'astuccio e si faceva il filo alla falce. Poi ovviamente si procedeva al taglio dell'erba. Col rastrello si radunava l'erba che era stata tagliata e poi si facevano dei fasci col ciò che si riunivano con la cosa che abbiamo visto prima col fumo. E una volta fatto questo, tutti questi fasci venivano riuniti e venivano caricati sui vari capi e venivano portati nel fienile cantando tutti quanti.